Ci ha lasciati, ma siamo convinti tutti che non poteva scegliere momento migliore per potersene andare. Era la giornata in cui avevamo intetto il congresso della sezione. È riuscito un congresso meraviglioso, è riuscito per come lui forse nemmeno immaginava. Questo io credo che era la cosa che più avrebbe potuto farlo contento. Ci ha lasciato in maniera serena, fino all'ultimo momento è stato lucido, ha detto alla famiglia le cose che bisognava fare. L'ultimo pensiero è stato per la famiglia, intesa proprio la famiglia, le sorelle, i fratelli, i nipoti. L'ultimo pensiero è stato anche per l'altra famiglia, il partito a cui ha dedicato tutta la sua vita. Dagli interventi dei compagni, dagli interventi di tutti quelli che sono venuti ieri, è venuto fuori come lui si è impegnato nella lotta contro la mafia, la speculazione, il clientelismo, l'immobilismo, contro tutte quelle cose che hanno impedito a noi, a tutti, di poter andare avanti. Una grande battaglia sociale, quindi, per i diritti sociali, per i diritti più elementari della nostra popolazione, per l'acqua, la terra, il lavoro. È stato il fondatore del nostro partito a Mussomeli, è stato un grande uomo, un uomo che ha dato tutto se stesso, un uomo che è venuto fuori dal popolo, un uomo che ha dato tutto per il popolo, un uomo coraggioso che ha sfidato i potenti di quel momento, che si è impegnato a favore dei cittadini più bisognosi e più emarginati. La Sicilia ha fame di terra e sete di libertà, diceva Togliatti nel 1947 in un comizio a Messina. Il compagno Giuseppe Palumbo riprendeva immediatamente quel concetto per dire che da Polizzello si libererà la Sicilia, da Polizzello ci dobbiamo impegnare, perché chi deve avere la terra, chi deve avere una possibilità di dare alla propria famiglia un reddito, è da Polizzello quindi che dobbiamo iniziare. Una grande battaglia per la caduta del feudo, per la caduta del Medioevo nel comune di Mussomeli, nella zona del Vallone in Sicilia. Da Polizzello è venuta fuori una grande battaglia che ha dato la possibilità ai nostri contadini, a tutti i nostri concittadini, di poter risorgere, di poter rinascere, di poter dare dignità a questo popolo che era stato calpestato per secoli da chi l'aveva appunto fino a quel momento oppresso. A Polizzello si era fatta una grande battaglia, ma da quella battaglia era scaturito pure l'insegnamento da parte del compagno Palumbo che non si facevano solo battaglie di quel tipo, ma che l'impegno doveva essere anche in direzione diversa, che il partito, che il popolo, che la gente si poteva servire in tanti modi, e lui l'ha servito non solo con le battaglie di cui parlavamo prima, ma l'ha servito scrivendo poesie, scrivendo libri, l'ha servito con tutta un'altra serie di cose che ha fatto nel corso della propria vita. Dicevo, ha scritto poesie. Io ricordo l'inizio di una poesia che lui sempre ci ripeteva quando eravamo in sezione. Si fece lo monno e si fece per tutte in uguale parte. Io credo che siano delle cose bellissime che stavano a significare il senso che lui aveva del sociale, il senso di quello che lui intendeva appunto del tutti abbiamo diritto a una parte in questo mondo, ognuno di noi ha diritto a qualcosa, è stato fatto il mondo e bisognava appunto farlo uguale.
uguale per tutti, lui era fermamente convinto di queste cose, che ognuno dovesse avere appunto la sua parte. È stato un autodidatta, non è andato a scuola, ma è diventato un poeta, un grande poeta popolare. È stato autodidatta, non è andato a scuola, dicevo, ma dall'altra parte è diventato inventore. È stato premiato per la sua opera, per la tragedia Sete d'acqua e di giustizia, il 27 agosto 1955 dall'Università Popolare di Cattolica, per aver scritto tutte quelle cose meravigliose sui tragici fatti dell'acqua del 1954 a Mussomeli. Inventore, dicevamo, premiato nel 1976 al quinto Salone Internazionale delle Invenzioni delle Nuove Tecniche di Ginevra per lo strumento da lui ideato che semplifica i calcoli matematici. Era un uomo del popolo, un contadino, un servitore della terra, un servitore del popolo, ma un grande genio che ha dato, credo, tanto al nostro paese, che ha potuto portare la bandiera di Mussomeli a Ginevra, che ha potuto portare la bandiera del nostro comune a farla venire fuori lì e dire che i grandi geni non vengono fuori solo dalle famiglie ricche, da chi ha i soldi, da chi ha avuto la possibilità di studiare, ma possono venire fuori anche dalla terra, possono venire fuori dal popolo che ha dato appunto i natali a lui. Il comune nel luglio del 1977 ha voluto, per i suoi meriti riconosciuti, ha voluto donargli una targa d'argento. È stato fondatore, dicevo prima, del partito a Mussomeli, è stato segretario della sezione per diversi anni, è stato presidente dell'Alleanza Contadini, ora Convicoltivatori, è stato presidente negli ultimi anni del nostro partito. Ieri c'è stato il congresso della nostra sezione e lì sono venuti il segretario della Democrazia Cristiana, il segretario del Partito Socialista a venire ad esprimere il cordoglio dei due partiti per la perdita di questo compagno, per la perdita di quest'uomo, per tutto ciò che aveva fatto, per venire a ricordare tutto ciò che lui aveva fatto in questi anni per il nostro paese, il grande impegno, la grande dedizione affinché le classi popolari, le classi lavoratrici avessero potuto trovare tutto quello che era necessario per riuscire a poter andare avanti. È stato un grande maestro per tutti, lo è stato soprattutto per noi giovani che siamo venuti a quel partito crescendo, e ricordo due cose. C'è stata ultimamente la festa per gli anziani, io credo che tutti voi appunto l'abbiate saputo, qualche anziano non è stato invitato perché purtroppo non c'era spazio per tutti, e mi diceva proprio questo lui. Questo è forse il momento più bello, la cosa più bella che un'amministrazione poteva fare. Finalmente si è cominciato a pensare per gli anziani. Certo, stavolta avete pensato per questi, avete invitato anche me, la prossima volta è bene che invitiate anche gli altri, però dall'altra parte appunto mi diceva, questo è un modo serio per amministrare, perché in questo modo si comincia a pensare seriamente a chi ha bisogno, a coloro i quali fino a questo momento sono stati emarginati. Dall'altra parte mi diceva, la cosa più bella, dice, che io potevo avere prima di chiudere gli occhi era quella di vedere coronato un sogno, che era quello appunto di vedere il mio partito all'amministrazione del comune. Posso chiudere gli occhi, mi diceva, ora in maniera serena, perché il mio sogno è stato realizzato. Me ne vado, me ne andrò tranquillo perché lascio la famiglia in maniera serena. Dall'altra parte il sogno mio e di tanti che hanno lottato assieme a me si vede coronato. Io credo quindi che nessuno di noi debba piangerlo, e dico una cosa che normalmente non si dice in questi momenti. Io credo che nessuno di noi debba piangerlo, perché per noi se ne va semplicemente il corpo di questo compagno. La cosa più importante, quella vera, quella reale, quella che interessa a tutti noi, è che resta un grande insegnamento per i giovani di Mussomeli, per i giovani del partito, per tutti i quali lo hanno voluto bene, alla famiglia quindi diciamo che non bisogna piangere. Alla sorella Maria, a cui lui aveva dedicato una bellissima poesia, a tutti i familiari che lo hanno voluto bene,
Dicevo, noi diciamo di non doverlo piangere, ma di dover cercare appunto di tirare fuori soprattutto tutti gli insegnamenti che lui ha voluto lasciarci, perché questo è il più bel ricordo, perché in questo modo possiamo seriamente tenere in vita questa sua memoria, possiamo seriamente appunto tenerlo dentro i nostri cuori. Vi ringrazio. La faccia già di. Porta un marito, non è vero? Io sedere? No, che siete lì. Ah, è andato a ma... Metti tu che ce la faccia. Ah, è bene. Non troppo mai. Sì, Non è che c'ha amici. sì.
faccio no, la faccio no. Facciamo levare la faccia. C'è tante cose, non che c'è una mano.